Rieccoci insieme, un'altra intervista con un nostro ospite. Questa volta ci portiamo nella politica internazionale, nelle dinamiche molto difficili che si svolgono in modo particolare in Medio Oriente. Lo facciamo con Charles Surme, ben ritornato qui con noi. Grazie, Elena, giornalista curdo-iracheno, più volte ci ha aggiornato di una situazione di cui ci abbiamo un poco da ridere, perché è molto difficile, che non è così lontana da noi, assolutamente. No, assolutamente. Però di cui non si parla in modo proprio definito, chiaro, non si hanno bene le percezioni delle dinamiche. Sono dinamiche poi che a lungo periodo vanno a intaccare anche equilibri internazionali e, perché no, europei assolutamente. Qual è adesso il focolaio, forse uno solo, i focolai che ci sono in Medio Oriente? Uno, dicevamo, quello dell'Armenia, recentissimo, che preoccupa, e poi c'è sì, sicuramente, hai detto bene, purtroppo spesso si perde sui giornali, nei telegiornali, a parlare dei conflitti che sono in corso in Medio Oriente e che giustamente, come hai detto tu, si affacciano la maggior parte di questi paesi sul Mediterraneo, perciò anche geograficamente sono vicini all'Europa. E nonostante questo, purtroppo non c'è un'attenzione particolare su questi conflitti. Come dicevi, proprio 2 giorni fa, anche se non è 2 giorni fa, ma a luglio è scoppiato il conflitto tra Armenia e Azerbaijan, un pezzo di terra che è 4.400 km², che è Nagorno-Karabakh, che in pratica fa parte, è una zona montagnosa, perciò anche fare i confini, cioè tracciare i confini, non è facile. Ecco, ma perché uno che non conosce quelle zone, perché cos'ha di particolare questo pezzo di terra, tanto da scatenare dei conflitti di questo tipo? Ha delle risorse petrolifere. Sono delle risorse petrolifere, in pratica a maggioranza armena, questo bisogna dirlo, c'è una piccolissima minoranza azera all'interno di questo pezzo di terra. È un enclave che, fra l'altro, l'Armenia ha proclamato una repubblica tra 91 e 93, che non è riconosciuto da nessuno, soltanto per dare un'entità a quella zona, anche perché i telespettatori si ricordano, cioè c'è il genocidio degli armeni, cioè loro non hanno dimenticato ancora, tanto vero che l'Armenia è l'unica repubblica caucasica che non ha rapporti con la Turchia, cosa che Azerbaijan invece, essendo turcofano, è un paese musulmano, ha buoni rapporti con la Turchia. E dietro questo conflitto che era, diciamo, si andava avanti, non proprio riappacificato, ma si andava avanti senza problemi. C'era una convivenza, un'accettazione. C'è un'accettazione da parte sia degli azeri che degli armeni. Invece, purtroppo, con la regia esterna, e che questo è il male maggiore in quella zona, che sono dei paesi terzi che si mescolano, in questo caso la Turchia e la Russia. La Russia, diciamo, da anni, anche dal punto di vista, diciamo, religioso, gli armeni sono cristiani, sostiene l'Armenia, invece la Turchia 100% sostiene Azerbaijan. Perciò loro sono dietro questa, perché non dimentichiamo che erano quasi 3 anni i rapporti tra la Russia e la Turchia andavano bene e si pensava che i rapporti continuassero, tanto è vero che la Turchia, nonostante membro della NATO, membro del Consiglio d'Europa, aveva comprato i missili S-400 dalla Russia, che è stato anche criticato aspramente da parte della NATO e dell'Unione Europea, ma senza fare niente, e si pensava che i rapporti andassero infatti in che ci fosse un versione buon giusta. rapporto. Esatto. Invece con la Libia sono
diciamo, deteriorati, perché anche la Libia in pratica da una parte c'è la Turchia che appoggia il governo cosiddetto conosciuto dalla comunità internazionale di Sarraj, e invece la Russia insieme all'Egitto e gli Emirati Arabi appoggiano il generale ribelle Haftar. E tutto questo, Elena, tu hai detto bene che non viene focolarizzato in Europa, e anche se viene diciamo, analizzato in maniera molto, oserei dire, superficiale, e che questo non va bene, perché la politica estera è legato strettamente con la politica interna, anche perché se tu non conosci la politica estera e se non riesci ad analizzare, fai un danno alla politica interna, perché gli investitori devono sapere dove devono investire, dove non devono investire. E la stessa cosa accade anche per chi viene dall'estero, per esempio in questo caso l'Italia, a investire in Italia. Perciò anche dal punto di vista economico ha un affetto abbastanza immediato. Solo che appunto quello che è successo in questi mesi, non andiamo lontano, quello che è successo del Libano, un paese che veniva chiamato la Svizzera del Medio Oriente. C'era una convivenza molto forte, dato che è l'unico paese nel mondo arabo e nel mondo musulmano a maggioranza cristiana. Sono 55% della popolazione libanese sono cristiani maroniti, e il rimanente 45% sono musulmani, sciiti e sunniti. E questa convivenza dava anche un esempio, era diventato un esempio anche per i paesi limitrofi, cosa che non è stato digerito, questa convivenza pacifica, e lì hanno cominciato a fomentare l'odio, particolarmente tra le religioni, e che abbiamo visto che c'è stata una guerra civile proprio che ha, oserei dire, massacrato la popolazione libanese, e poi dopo si sono dati da fare loro stessi. Ma ha depauperato anche il paese, perché l'hanno proprio ridotto? Sì, no, ma hanno ridotto, perché poi il Libano, poverini, cioè il Libano non ha niente per poter, e viveva su questa situazione, insomma, questo equilibrio, e che sul turismo, perché c'era una via vai molto importante. E che è quello che abbiamo visto in pratica, e che adesso viene fuori, perché c'è questo partito sciita, Hezbollah, che letteralmente traducendo sarebbe il partito di Dio, che come Dio avesse bisogno di un partito, e questo sono legati strettamente all'Iran, e l'Iran ha tutti interessi di fomentare i conflitti tra sciiti e sunniti. Perché questo? Perché ormai, Elena, anche quando vado nelle scuole o università parlo di questo argomento, devo dire che i ragazzi rimangono, nonostante l'età molto giovane di loro, rimangono sbalorditi che da 1400 anni, 1400 anni che questi due confessioni si combattano su una cosa che assolutamente sarebbe inesistente, perché è semplicemente dopo la morte del profeta Maometto, che aveva designato uno dei suoi califi che non era parente, Abu Bakr solo era suo genero ma non era parente, cosa che invece i parenti vicini, che era Ali, era il cugino in pratica, avrebbero voluto lui come sostituto del profeta. E da lì comincia questo conflitto da 1400 anni, e che continuano a massacrarsi. Ma cosa c'è, una diversità ideologica? Assolutamente, guarda, non c'è niente, l'unica cosa che i sciiti hanno modificato è quello nella Shahada, sarebbe una
un riconoscimento all'Islam che dice il Dio onnipotente, il profeta, il Maometto è il suo profeta. Loro hanno aggiunto anche Ali, che sarebbe anche come dire, posso dire una blasfemia, perché essendo non è scritto nel Corano, loro hanno aggiunto, perciò non è del tutto è corretto questo. E cosa loro vanno avanti è che questo purtroppo sia trasformato in politica, perché basterebbe che sapere dal 79 gli Ayatollah che sono tornati in Iran, l'Iran è governato da questi Ayatollah e che fanno di tutto e di più, e che la comunità internazionale è in silenzio assoluto anche nei confronti. Ma potrebbe intervenire in qualche modo? Oppure va a destabilizzare talmente tanto degli equilibri da rischiare poi di compromettere? Sai, il discorso dei diritti umani, Elena, è che perché là si resta veramente smarriti per il fatto potrebbero che... intervenire. Intervenire come? Non dico che devono intervenire militarmente, ma il fatto è che oggi come oggi anche il lato economico potrebbe influire sulla politica dei singoli paesi. Perciò, siccome tutti fanno gli affari e l'Iran è maggiore fornitore anche dell'Italia del petrolio, certo che questo sicuramente vale di più, perché se no io nei miei articoli ho sempre sottolineato quello che succede in Iran, cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica, perché tutti i giorni ci sono gli attivisti che vengono impiccati nelle pubbliche piazze e che è una cosa veramente allucinante, e l'unica colpa che hanno è quello di difendere, per esempio nel caso dei curdi, che sono 9 milioni che vivono in Iran, l'unica cosa è quella di dire io sono curdo e che difendo la mia identità, e che tu non puoi difendere la tua identità, tu non esisti. Perciò su questi argomenti l'Europa, per esempio, potrebbe benissimo intervenire. Non esisti perché non c'è territorio? No, c'è il territorio, il fatto è che hanno occupato loro, perché tu sai che appunto il discorso del Kurdistan... per toglierli insomma possibilmente. Esattamente, cioè è stato suddiviso, molti telespettatori lo sapranno sicuramente, l'accordo e il trattato di Sykes-Picot, che erano due diplomatici, uno francese e uno inglese, in pratica sedessero su un tavolino e tracciarono i confini, e che purtroppo hanno assegnato il nostro destino come curdi, perché suddividendo in 4 paesi, in pratica tutti i 4 paesi sono contro a questa popolazione, e che l'unica colpa è quello di essere un popolo tollerante, tanto vero che proprio Ma è solo questa Sì, è questa, perché e poi non ha mai interpretato e ha preso come punto di riferimento la religione. E questo forse e questo è un altro, perché per esempio le donne kurde, ne abbiamo parlato anche in un'altra tua trasmissione, le donne kurde che combattono e hanno combattuto contro le tagliagole dell'ISIS, per esempio, e le donne kurde, secondo il proprio convincimento, se porta fazzoletto o meno, non c'è nessuna come dire, obbligo di portare, e questo sicuramente ha, come dire, ha aumentato ulteriormente dentro questi paesi la voglia di massacrare i curdi, tanto vero che io non mi stanco mai di dire, perché Ayatollah Khomeini era una persona abbastanza intelligente, ma e nonostante che i curdi avevano dato anche l'appoggio per rovesciare lo Shah di Persia, quando arrivò in Iran disse uccidere un curdo non era peccaminoso, in quanto venivano considerati dei infedeli. Perciò tutta questa situazione che c'è, certe volte
ti domandi, io capisco che per un italiano o per un europeo non sia facile e non viene neanche, come dire, in automatico il fatto di dire ma c'è un popolo di quasi 40 milioni per esempio di curdi che soffrono ormai da più di 100 anni. Ma per quale motivo? Qual è il motivo perché questo popolo dovrebbe soffrire e dovrebbe subire massacri, genocidi da parte di questi governi e che spesso questi governi sono stati appoggiati o almeno non sono stati appoggiati 100%, ma hanno avuto il sostegno da parte dell'Occidente. Non andiamo lontano perché io ero in Italia quando Saddam cercò di, anzi, usò le armi chimiche nei confronti dei curdi e noi eravamo in Italia e abbiamo cercato di dire al governo italiano di darci la possibilità di esternare il nostro dolore è cosa che purtroppo ci dissero che non è possibile. Perché? Perché allora Saddam veniva considerato un amico e un amico anche nell'ottica dell'espansionismo comeinista in Medio Oriente e in questa ottica Saddam veniva considerato un amico, ma poi quando non hanno più avuto il bisogno di Saddam abbiamo visto che fine ha fatto. Cioè, e anche questi sono delle, anche perché le persone... Opportunismi politici. Esatto, l'opportunismo politico e poi spesso mi domandano ma... cosa l'Occidente che dopo due guerre disastrose che hanno fatto milioni di morti in Europa, perché noi abbiamo abbracciato la democrazia, la libertà, perché non dovrebbero dare la possibilità al popolo curdo? Proprio il 25 possibilità quindi di avere una propria cosa che i curdi non hanno chiesto neanche, l'indipendenza, ma un'autonomia, quello che hanno i altoatesini in Italia. Sì. Ma lì non è possibile proprio perché c'è questo atavico... C'è questo aspetto, ma poi c'è anche un altro aspetto economico. Ecco, c'è sempre l'aspetto economico. Perché il territorio del Kurdistan galleggia su petrolio, ecco questo sicuramente fa gola a tutti e non soltanto, io lo sottolineo sempre perché c'è anche l'aspetto per esempio idrico che il Kurdistan è piena di bacini naturali, dato che è una zona montagnosa e se ci saranno delle guerre in Medio Oriente, speriamo di no, non sarà sul petrolio ma sarà sull'acqua, perché l'acqua sta... diventando un bene fondamentale. Sì, perché per esempio il Tigre o Eufrate, che provengono dalla Turchia, passano per la Siria e per l'Iraq, la Turchia ha fatto una diga, quella famosa diga di Il-Su, su questi due fiumi in pratica, e che sta dando acqua a gocce a questi due paesi. Perciò anche questo fa gola a questi paesi, perché rinunciando al territorio del Kurdistan vuol dire rinunciare alle risorse che appunto ci sono nella zona. E che questo è un scenario che spesso i analisti oppure i conoscitori della politica internazionale cascano su certi aspetti, diciamo, sono un po' coinvolti nella politica interna del proprio paese, cioè perché per esempio in questo caso l'Italia che ha buoni rapporti con la Turchia, buoni rapporti con l'Iran, è un po' difficile a esternare oppure criticare il regime di Ayatollah dicendo guardate c'è un popolo di 9 milioni di curdi che vivono in Iran o 20 milioni di curdi che vivono in Turchia e che la Turchia ormai, perché si potrebbe anche non parlare dell'Iran, ma parlando della Turchia, perché la Turchia
guarda molto da vicino all'Europa, perché è membro... Ma è vero questo, che è interessata ancora l'Europa, oppure anche da quello che sta facendo in realtà guarda mire espansionistiche da altre parti, perché stava per entrare in Europa. Cioè, sì, ma infatti si stava accingendo, è che dal 2016 è stato congedato in pratica, congelato la trattativa, anche perché sta facendo di tutto e di più, Elena. La Turchia veramente, proprio ieri ho scritto un articolo che c'è stata una retata di arresti dei curdi del Partito Democratico dei Popoli, che è stato eletto democraticamente al Parlamento turco, ma il presidente è in carcere, il co-presidente, che è una signora, è in carcere in pratica, sono tutti con l'accusa del terrorismo. Cioè ormai i 20 milioni dei curdi che vivono in Turchia per Erdogan sono dei potenziali terroristi. Che idee ti sei fatto, cioè in base, cosa vorrebbe fare la Turchia, secondo me? No, la Turchia ha una... la Turchia è molto vaga dicendo la Turchia, ma Erdogan, che io lo chiamo il sultano perché veramente è un sultano, cerca di realizzare il vecchio sogno dell'impero ottomano, che è quello per esempio di occupare per esempio l'Iraq, nonostante che da lì arrivare fino a Libia, cioè uno dice ma scusa, la Turchia dove? Anche geograficamente, ma come mai la Turchia è arrivato fino a Libia? È arrivato fino alla Somalia. C'è questo espansionismo dal suo punto di vista islamico, cioè lui si considera quasi un profeta dell'Islam, cioè da dove i musulmani, tanto vero che proprio tra parentesi c'è stata un battibecco tra il Modi, il primo ministro indiano, e Erdogan, perché c'è stato diciamo, un piccolo conflitto tra i musulmani e i buddisti, e che Erdogan è intervenuta proprio ma a gamba tesa, cioè il Modi le ha risposto: guardi, qui si chiama India, è un paese che ha una sua sovranità e noi cerchiamo di risolvere i nostri problemi. Lei non può considerarsi il paladino degli islami in tutto il mondo. Perciò lui da qualsiasi parte che ci sia un conflitto o che ci sia, lui interviene, ma non per amore dei musulmani, perché non è così, perché noi conosciamo bene Erdogan, cioè è uno che ha fondato un partito islamico dei fratelli musulmani e che ha una sua, come dire, idea anche dell'Islam, tanto vero che adesso ha cominciato anche in Europa, perché sta aiutando Kosovo e Albania dal punto di vista economico, proprio per entrare anche nel cuore dell'Europa, perché sono due paesi che hanno chiesto di diventare anche membri dell'Unione Europea. E tutto questo, cioè, si chiama il progetto Erdogan, e che questo è molto pericoloso veramente, e non solo. Ha occupato materialmente un altro Stato, che è la Siria, e continua a massacrare per esempio la popolazione curda siriana, occupando la città di Afrin, che è una città curda, è la seconda città curda della Siria, e che purtroppo silenzio assoluto. Io ho interpellato come giornalista, ancora c'era l'onorevole Mogherini come responsabile delle politiche estere dell'Unione Europea, cosa stanno facendo, perché ha occupato una città in un paese che ha una sua sovranità, indipendentemente da chi è governato, che è la Siria. Perché quando Saddam occupò il Kuwait tutti si sollevarono e poi fecero l'alleanza contro Saddam perché aveva violato il diritto internazionale, e che è la stessa cosa che ha fatto Erdogan. Perché non c'è... Cosa è stata risposta? Ma la risposta è stata: stiamo seguendo molto attentamente, solo che dal 2018 Erdogan è là, stiamo seguendo attentamente. Purtroppo non è così, perché sappiamo che anche in Unione Europea ogni paese cerca di
tirare l'acqua al proprio mulino e cerca di tutelare i propri interessi economici e politici, perciò la rappresentanza politica dell'Unione Europea purtroppo non ha quel potere che... il condizionamento che potrebbe avere, insomma, di influenza. Esatto, questo penso che sia una cosa importante. Charles Summe, grazie mille, noi siamo giunti al termine della nostra intervista, le auguriamo un buon lavoro comunque e in bocca al lupo per tutto. A voi telespettatori abbiamo chiuso anche questa puntata, dopo tutte le repliche le potete vedere anche sul web, quindi per aggiornarvi, per fare anche i vostri interventi, mandarci le mail. Grazie ancora, buon proseguimento a voi, noi ci vediamo domani.